è un contento, la pesta pila si chiede. No. Mi succede che mi ha ammazzato la male. Sogno non è mai consumato. La fattoressa che non ha fuoco. Ma non si può come il signore l'aiuta. Ma che l'aiuta, come l'aiuta? C'è un di Ma andiamo anche spesso pure noi, lui deve comprarmi dei gioielli, un po' di tutto. dillo, Ci dobbiamo fare Ma scusa, casa. quanto picciolo ci sta spendendo? E niente, quanto basta in una casa, quella della famiglia. Ti sento voci? No, paese. Sì. Cale si sta Costanza, consumando. Sì. c'è un signorino da Lucino? E c'è bisogno di annunciarlo a mio cognato, quando lo sa? Poi la chiamo io, signor. Non è la risposta, Non non si può, ci stai tranquillo. tranquillo. A San Benedetto, Non si può, basta sempre Cucino, come sei? Ma io fate il restaurante. Che facevi? Buongiorno, state bene? Benissimo, Accomoda. devi vedere cosa cognato, sei nata che fare? Devo pagare l'operaio. E lei signora Villa, Mi annoio dal non far nulla. riuscite a vedere questo, sabbisto per figlio? No, No, affatto, completamente. no. Avevo un novero. Come un sabbisto? No, niente, completamente. Sentite, allora ho il piacere che oggi c'è all'Acqua Rossa la levata dei capitoli. Bello, sarà interessantissimo. Interessantissimo. E allora cosa? Volete venire meco? Come decise, Lucino? Ma è che? Volete venire meco con me? Ecco con me. Ma che è? Ma come fate, Lucino? Come con me? Perché diceva così? Mi pare voluto un pochettino continentale, no? Ah, santo Dio! Che fa? Si può avere un po' di continentale? Certo, è più Oh. civile. Comunque, che peccato. Nicolino non può rimandare gli uomini a domani. Mi No, sarebbe no, piaciuto no, io moltissimo. domani Bene. purtroppo se non li pago oggi ce ne sono operai che domani non possono mangiare, ma comunque potete andare tranquilli. Perché Nicolino forse è geloso di me? Geloso di suo Ma cognato. lascialo parlare! Ma che dice? Ma lascialo parlare! Allora andatevi a preparare, che ce Vabbè, l'abbiamo. faccio velocemente. Non sei Vabbè. geloso, vero? No, va! Vado. Andatevi a preparare. Però, Lucino, ora che ci penso, l'acqua rossa c'è troppo fango, e poi l'area è umida. In carrozza, E in carrozza mille è cagionevole, si può raffreddare. carrozza chiusa, affaccia dalla finestra e vedi. Viva la faccia, Lucino! Perché diceva così? E niente, così tanto per parlare. Ma dimmi una cosa, se era una femmina siciliana tu tanto la prendi la carrozza chiusa. Ah, santo Dio, in questo porco paese non si può fare una cosa, non è... Tutte che sparla, non se ne può più. E tua Santo moglie? Dio. Mia moglie assai si ha fatto un carattere, non ci posso discorrere più. Assolutamente. E tuo figlio? Mio figlio, per piacere non ne parlare. Perché hai fatto un waxato con suo padre non ci posso, anzi voglio fatto un favore, una cosa molto delicata. Mio figlio qua un pelo ce la mettere qui. Mi raccomando, ne faccio una questione molto delicata. Non ce la mettere qui un pelo. Sto figlio di qua. Ragione hai, anzi quando vede, dici che vanno a casa, che passare a casa. Mi raccomando, assolutamente un pelo qua non ce la mettere. Rocco, ma siccome vedeva sempre vicine, sempre assieme, ora non mi vedo più, mi stavo un pochettino preoccupando. Perché si ha Solo per fatto, questo. s'ha fatto un carattere assai di meglio di parlare. Mi raccomando, quando viene qua, fuori, poi ti mando una voce. Lucino, tu dici tu, Un non tuo ve lo scudo. piacere. Perché no? Un tuo scudo. Ma, Perché tutte noi, madre e figlio, non ci posso combattere più. e perché che succede a casa? Che succede? Cose che non ti posso dire tutte. Non ti posso dire tutte. Ma completamente, va. Oh, Cose d'altro mondo. non ti posso dire tutte. Ai, ma che so hai? Che so hai, Milla? Battuto! Uomo battuto. Sì, Zabbaglione! Dove hai battuto? Ho battuto! Dove? Non hai battuto? Ho battuto, mi si è impigliato il braccio tra due lettiere e me l'hanno stretto come in una morsa e si è formato un livido come un pizzico. Ma non può succedere? Non lo so neanch'io. Ma così Se pazza, riuscita va! mi aiuta. Grazie. Allora noi andiamo.
possiamo andare. Tu pensa a me, caro, come io penserò a te. Siete a me? Arrivederci. Arrivederci. Che sogno spiritoso, e che sogno più spiritoso non ha bottiglia di cognac che viaggia. Ma io mi piglio cola, c'è qualcosa che non va? No, la catena! Da non disegnare, digliami mezzo bicchiere d'acqua e mezzo limone. Ma picca sto limone e sto bicchiere d'acqua. Oh, sogno spiritoso. Oggi è tutta sacra famiglia. Io ti vedo a giocare. Non senta tanto. Grazie Clementino. Perché io devo fare un discorso troppo serio. Parla, che c'è? Prima avete sapere che me, che ti conforti. Che c'è? Parla. Senti il capo. Io ti ho parlato. E purtroppo per dire cose che capisci, cara. Ti daranno troppo dispiacere. Parla, non faranno sotto tua, Ti parla. devi dire per forza, un Parla, pezzo non ti tempo. tocca, parla. Senti qua, vedi che sta femminazza e vieni a consumare a tutto. E io ho un biglietto qua, che ti devi dare per forza, anche se capisci che ti procura un grande dolore. Ma che faccio, vedi più magari? Me li concepereva ancora prima che arrivava a parlare. A non fare completamente. Se domanda picciola, allucino. E che motivo aveva? Che motivo aveva? Ma perché? A se femminazzi i soldi ci hanno passato mai. Ma non ci ha fatto mancare mai niente. Ah, non ci ha fatto mancare mai niente. Ma che se sono femmine, da quanto ce ne donne, ne vanno sempre chiossai mentre te lo in testa questo. E mi diceva che aveva solo a Milano e sempre che ci buttavano soldi, pacchi ciad. Sempre piccolo voleva. Perché ti ha domandato piccolo allucino? E perché te la ripetere? Ma che sappi chissà chi ci aveva la testa che aveva spesa? Comunque, frate. Io un consiglio che ti voglio dare è questo. Allontanati, la lassi e non se ne parla più. Ma come? Ma perché ne fai queste cose a noi? Non vuoi do la famiglia? Chi sta venendo a tesonorare? Capisci o no? Ma come? Quando mi riceve tu non ci vuole chiedere che mi sto dicendo io ci credo. Chi sta venendo a ittare lo fango nella faccia? Ma sto La tutta! nostra famiglia! Non mi può! Non capisci che sei niente! Non farà francese, lo Ma sai! che bella gente che stiamo portando un pizzone! A pistola da destra! A pistola! No, ma mi vuoi ammazzare! No! Ah, no! Ah, sto che ammazzare! No, levati! Dove vai? Levati per ammazzare, levati! Che fa? No, non ti ammazzare! Basta! Che succede? Ma pistola! Ma che fai, cola? Non tocca a se Che fai? Ma che intendate? E diventa come un carbone! Come un carbone! Hanno altri sta ammazzando, cola! Hanno altri! Ti dà garanzia! Devi stare rubato tutto! Ciao da ragazzo! Guarda sono da ragazzo! Uscio!
Fiorduscio, egregia signora, Babbo, ho portato che il tiro! rapporto. E non ci vuoi dire? Ma Fiorduscio, con chi c'era lei? Con una persona intima. Signor delegato, cercasse di capirlo. Prima si voleva sparare, poi si voleva ittare o tirammo per le gambe e li strubammo tutti. Signor Duscio, signor delegato, cerchi di capirlo. Mio fratello è in orgasmo. In un caso! Io, signora, ho qui il rapporto pervenutomi dalla questura di Roma in ordine a quella sedicente signora Milla Milord. Corpo. Scemoneggio. Giusto, ecco qui, giusto quanto, eccetera, eccetera, in risposta, eccetera, eccetera, risulta questo qui. Ma che eccetera, signor Duscio, lei è nervoso, si calmi. Sentisse, signor delegato Ciù, disse che è in orgasmo. E allora, signor Duscio, risulta a questo ufficio che la sedicente Milla Milord usa questo nome dallo scorso carnevale e l'ha denunciato in questa pensione Violetta in via Frattina. Prima, anche negli spettacoli di varietà, si faceva chiamare Elsa Spada e sotto questo nome è stata implicata nel processo al barone Pollicino per falso in cambiali. Fu assolta per non provata reità, ma nel processo emersero le sue vere generalità, che sono le seguenti: nome Concetta Cafiso, di padre ignoto e della fu Rosaria, luogo di nascita Val Guarnera di Sicilia. Poverissimo, la nascita! Val Guarnera, prego, legga. Val Guarnera di Sicilia. Le carnapipe! Caro Pepe, Una carnapipana! per l'appunto. Una carnapipana! Coraggio, Nicola, ma che importanza ha? Che vuole che sia se sia siciliana? Come che importanza ha? Se lei era continentale di nascita, continentale Ida e continentale di adozione, ma dopo che te la carnapapana siciliana che io sei via, di conseguenza mi devo comportare anche da siciliano, mi scusi, cavaliere. Signori, prego, qui non si deve compromettere nessuno, ci sono qua io. E chi vuole fare? Ma lei, signor Duscio, dove la conobbe? L'ho conosciuto alla pensione Violetta, cantava là sotto a triatonne e ogni sera 15 lire, 20 lire, scendeva da me oltre le cene e cantava tutte le donne il cuore ce l'hanno qua e canzonettista. e io invece come scusa? Canzonettista. Sì, canzonettista è suonata che ho suonato in un pianto in un pizzeretto o ai bo. Ma signor Duscio, mi scusi, ma lei che motivo ha di fare sapere che l'abbiamo scoperto che è siciliana? Effettivamente, perché non mi ha preso sapere? Qui lo sappiamo solo noi. Io non parlo, voi tanto meno. Infatti, Ah, bravo. così passa ancora che io sapevo corno. No, hanno saputo, buonasera. Vede, Non essere volcato. tutto Ma si chiama aggiusta, la cosa non che mi basta. speri, tutto si aggiusta. Giusto cavaliere. Signor Duscio, io me ne vado. Mi raccomando, attenzione e calma perfetta, Grazie, cavaliere, grazie. Signora, lei rimanga qui, non si sa mai, si nasconda in caso dovesse accadere qualche momento di debolezza. Giusto, Io vado giusto. di nuovo. Arrivederci, Lei la cavaliere. delegata. Una cosa. No, vada lei. Guarda così. Una cosa, giusto dice un cavaliere. Tu ti nascondi adesso dietro una testa e parla piano. Quando le viene fai silenzio che al momento opportuno esci. Vatti a nascondere. Allora Mamuccio, Ammo. Mamuccio. A catena, a catena! Dale, portami a sfunzetta che do cucciumo, a pipa che da un tagliere del puzzolente e a canna americana. Ma ciao!
Ma ci faccio vedere la carrata pana lontissima. Donne. Coscienza Tani. Grazie. Perché mi sta sconzendo. Sei lì? E tu sei là. Ascoltami bene. Da questo momento tuo cognato, quel gran villano, non deve più entrare in casa nostra. Vabbè, tanto oggi sono a pranzo invitati da me. Ascoltami bene, ti ho detto. E mi ha fatto una scenata perché non vuole che quello stupido di suo figlio vieni in questa casa. Lui mi ha seguito, io sono scesa dalla carrozza e lui mi ha seguito per tutta la strada. Arrivato all'abitato, se n'è scappato via perché aveva paura di incontrare quella carabiniera di sua moglie e mi ha lasciato sola. Comunque, aspettati da un momento all'altro che vengono qua, sia lui che quello scimunito di suo figlio. Ma te l'ho detto, sono invitati a casa mia oggi, sia mio nipote che mio cognato. Te li puoi ricevere da solo perché io quei villani non li voglio più vedere finché campo. Sta bene. Ma sta bene chi? Quello che hai detto. E cioè? Che le dicevo da sole. Ma che cos'è questo linguaggio e questo cappello che hai messo in testa e questa pipa puzzolente che sta infettando tutta la casa? E sto marruggio non vedi, sto marruggio. Che ridi? Non lo capisco questo linguaggio. Mi sette ore farò continentale e sono ritornato a fare un siciliano e ando sera scunsetta cucciumo, a pipa bella antattarata e altri oggetti casalinghi. Che delizia! E poi c'è un'altra cosa. Cosa parla? Ma mi stufai di te, mi sono stuffato. Come? La dana marchese non Ti capisce. sei stufato di me? Ma è stuffato. E perché? E sai perché? Te lo Perché? dico io. Perché? Perché sei continentale. Io ne voglio una che sto dall'antica Trinacchia, dalla Sicania, dal centro della Sicilia, che sto dalla provincia di Caltanissetta. Ma guarda, una carrapapana, una che capisce mammaraggio, un metocolare più, una che si mangia i pecorini senza sputare il celuassa. C'è altro, mio bel villano, c'è altro. Non ti basta? Mi basta e mi avanza. Prego, non si zozzi, non si zozzare più. Ma quella che mi sono insozzata fino adesso sono io a stare con un tipo come te. Prego, prego. Sapessi come ero stufa di stare con un tipo buffo e goffo come te. Che signore, Vecchio, traballante e punticineggia cugiù. La venisse! Siciliana! Marastella, sentiste, siciliana! Ah, sono frate, tutte cose sentivo. Ci sono nella Sicilia non può avere un dicinella cucchione. Ma un ciumo l'ha messo e ho capito. Ma tu, frate, com'era che ci aggrappiano l'occhio solo? Ma che ne so, ma sono me. Aspetta. Aspetta, tu, frate, aspetta. Tutta mia mi capita. Ad ogni modo. Io ti voglio dire Cristo, frate. La nostra famiglia, questa femmina, arrivò la rovina e la disperazione. In America me ne voglio io. Padre e figlio si odiano, però per dire un particolare, per difendere a mio figlio e anche a mio marito, che è giusto si assettasse dall'uscita. Che venisse a fare? Mi facesse parlare con mio frate, mi facesse Onde? soffare. Onde? Se ne la mandiamo, perché? Mi segni- ma non Come la mannate? se no si smontava pure a te qui. No, ma no, sai perché? Senti cara, insomma, ma che vuoi? Fammi male come frate, ti vedi l'America ricca, ma quanto la passione. Io vado a cercare, non mi andare al secondo. Ma cercala. A te. A te. Per Ascolta, un che... Aspetta, senti attorno. ascolta. Aspetta. Ascoltami, io non te lo posso dire. Aspettati uscire e ascolta ciò che dirà mio frate, la situazione è tragica. Ma in questo momento voglio difendere zio e nipote. Tu a sapere, dai, vieni qua, avvicinati con mia lassa con la storia.
sai dire una cosa? Zio e nipote erano tutte e due innamorate di Milla ed erano gelosi, padre e figlio. Poi Milla mi ha sedotto a mio figlio Michelino. 1200. Senti qua, e sai come che l'ha sedotto? Come l'ha sedotto? Che ci disse, senti qua Michelino, se tu non fai l'amore con me io me lo vado a fare con Sassà mezza testa. E certo, ma è credo che è in famiglia naturalmente, giusto? Che... Tu povero piccione. Che aveva a fare? Disse, che la mia io allora, ma sono in famiglia, perlomeno metti un passato corrotto. Il fatto che sia tuo marito che tuo figlio sono due meriti mascalzone. No, Sì. ad ogni modo. Quello che importa è che tu mi devi tirare la scuzzetta. No. Mi sto sentendo male. Chi hai, frate? Chi hai? No, mi sento... Non ci si sente male. Mi pizzica, Adriano mi pizzica. Chi hai? No, mi pizzica. Senti qua, stavolta a Roma ti accompagno io. Ti accompagno io. Mi volete dire ragazza? Tu tazzare reggia! Perché tu sei padre di famiglia e tazzare reggia! Stavolta ti accompagno io. Chi hai? Amore, non Mi pizzica, Adriano. A Roma quella che ti accompagno io. No, a Roma non ci Come faccio. sta reggia? A Roma non ci Senza faccio. che pisciate tutte e due, che se mi ha spaccato una volta, mi faccio spaccare qua. Qua mi faccio spaccare. Una me terra, una me si la beanda. Personaggi ed interpreti: Agatina, Eliana Greco. Le Commari, Italia Bevilacqua, Francesca Pomara.